Bene, buongiorno a tutti. È un onore presentare anche quest'anno il Rallye del Veneto Storico, giunto alla terza edizione. Quest'anno arricchito dalla Coppa Opel, a riprova della validità e della qualità nella partecipazione a questa manifestazione sportiva. Trovo giusto che sia il Veneto ad ospitare questa competizione dedicata alle auto e ai piloti che hanno fatto solo la storia del rally, ma anche in realtà hanno scritto la storia dell'automobilismo nel capitolo delicatissimo delle automobili di serie, cioè destinate al mercato, messe a durissima prova e selezionare grazie all'abilità di piloti completi ed esperti che sapevano esaltare le doti e le qualità di ogni automezzo. La Lancia HF, la Stratos, la Lancia Delta, l'Alpine Renault, la Fiat 131 Abarth, ma anche la 112 Abarth, le Ford Escort e negli anni 90 la Toyota Celica Turbo o per arrivare ai più vicini ai nostri giorni Volkswagen Polo, le Citroën C4 VCR e via dicendo. Tra i piloti come si possono dimenticare nomi come Sandro Munari, Sebastian Loeb, Colin McRae, Marco Allen. Perché il Veneto è la terra ideale per questo rally? Perché non dimentichiamolo, il Veneto ospitò la prima automobile circolante nelle strade italiane, la Renault Type 3 guidata da Gaetano Rossi a Piovene Rocchetti, scusate, la Citroën Type 3, scusatemi, guidata da Gaetano Rossi a Piovene Rocchetti nel 1893 e fu italiana la prima presidente di Automobile Club, appunto di automobilisti in Italia, la veneziana Elsa degli Albizzi nel 1899. Lo stesso anno in cui Elsa partecipò alla corsa automobilistica Padova-Verona-Treviso-Padova, giungendo seconda di classe alla guida di una Benz. Insomma, abbiamo le carte in regola per proporci come terra dove l'automobile ha scritto la storia e la mia speranza è che molti appassionati possano non solo vivere momenti emozionanti, ma anche trovare momenti per ritornare a visitare in modo approfondito la Lessinia, una terra eccezionale dove si può leggere la storia del nostro pianeta e dell'essere umano. C'è chi fa risalire l'etimologia del toponimo Lessinia alla luce, a lux, e la Lessinia per questo sarebbe la terra della luce, cioè la terra del pascolo ottenuto disboscando. Di certo un paesaggio luminoso di questo luogo non è a caso stato definito, scusatemi, in alcune pubblicazioni dal CAI santuario naturale, quasi a enfatizzare la complessità e varietà degli elementi naturali e le loro amalgamanti tra loro amalgamati armoniosamente e per gli aspetti particolari della cultura e delle tradizioni secolari che caratterizzano l'intero territorio. Insomma, uno spazio tutto da scoprire e riscoprire. E proprio questo terzo rally del Veneto diventa un motivo in più per conciliare la passione per le automobili e che le automobili con il piacere di vivere una natura e un ambiente per molti aspetti particolarmente affascinanti. Poi il Veneto, dicevo prima, terra di rally. Un altro grande campione veneto, Michi Biasion, che da un paio d'anni a Vicenza sta organizzando proprio un salone in fiera per riproporre e far vedere agli appassionati le auto che hanno fatto la storia del rally a livello mondiale. Ho parlato fin troppo, lascio la parola all'amico Valdegambri, assolutamente local quando si parla di Lessinia, ma ringrazio anche i colleghi Bigon, Filippo Rigo, Corsi e Bozza per la presenza, perché questa è una cosa che sicuramente riguarda in particolar modo la Lessinia, ma che vede tutto il veronese e tutto il Veneto avere sicuramente un'attenzione particolare per queste giornate. Stefano, prego. Ecco, si sente. Grazie Presidente, mi associo al ringraziamento per la presenza di tutti i miei colleghi, è così numerosa e che fa supportare un messaggio che è un messaggio che, parliamo del Rally del Veneto, si fa nella zona delle Lessinia orientali, nella Val di Lasi, tra le valli d'Alpone e Val di Lasi, però è un evento che ha una valenza non solo regionale e nazionale, perché è una delle più grandi manifestazioni ormai che ha raggiunto a livello nazionale, per non dire internazionale, perché vede anche la presenza di sportivi che vengono da altri paesi.
Quindi è un evento che si inserisce in una grande tradizione, come ha detto prima il Presidente, realistica, che è interessato da tanti anni, quando tutti eravamo giovani. Io stesso mi ricordo i primi rally, ancora Due Valli, varie manifestazioni che si facevano negli anni 70-80, e Lessinia, che come ha detto, mi fa piacere Presidente che lei ha studiato, vede, con l'interpretazione di Lessinia come il luogo della luce, l'ho data io su qualche libro, poi l'hanno ricopiate. Ah, ecco, vedo, mi sembrava bravo, complimenti. Chiusa parentesi. Ecco, il rally fa parte anche un po' della nostra identità. Il mondo dei motori è sempre stato un mondo molto appassionato, dove i veneti hanno sempre vissuto con passione queste grandi manifestazioni, forse lo spirito della riscossa, il rombo del motore, la corsa, la velocità, insomma questo quasi un marinettiano emergere dell'uomo che vuole combattere, vincere, e anche nel rispetto delle regole, e un po' rappresenta un po' anche il DNA di noi veneti. Ecco, io questo rally poi tra l'altro vede non solo insieme la Pro Energy, che è tra i promoter, con cui poi daremo la parola a loro, con Bosco e Policante, ma c'è anche quest'anno quello che è titolare dell'organizzazione. Abbiamo anche che tra l'altro fanno un grandissimo rally sul lago di Garda, sempre il Bardolino Rally Club, che loro hanno anche un'esperienza anche nell'ambito organizzativo e sono anche riconosciuti quest'anno come organizzatori insieme alle compagini, diciamo, dell'Este Veronese. Quindi c'è tutta la provincia di Verona qui. Ecco, quindi un grande rally con l'anno scorso è stato un successo. Era stato un successo veramente, una manifestazione che attirava le persone nelle piazze, che aveva visto una grande partecipazione, anche c'era una corsa alle iscrizioni, proprio è stato un grande successo. Prima edizione abbiamo avuto questa grande sfortuna, però anche la tenacia di capire che gli incidenti fanno parte del gioco, e alla fine ci hai avuto il coraggio di non gettare la spugna, di andare avanti, perché credo che chi vive questo sport e lo vive sapendo anche del rischio che comporta, ma sapendo anche che non bisogna arrendersi, e questa voglia di combattere e di non arrendersi ha portato quest'anno alla terza edizione, che si farà in autunno, e quindi io vorrei subito dare la parola prima alla nostra, ecco, abbiamo qua una compagnia speciale, la nostra mascotte, come si chiama? Madrina. Sì. No, se scherzavo, mi piace prendere in giro. La nostra grande madrina, la quale dal prima edizione ci ha sempre accompagnato, adesso viene direttamente da Zurigo, dove partecipa una grande società, non facciamo i nomi per non fare pubblicità, Esatto. Di moda a livello mondiale, è stata ingaggiata come anche lì come ambasciatrice dei loro prodotti, e a te la parola. Grazie Stefano, grazie mille, anzi ringrazio moltissimo di essere ancora qui in questo bellissimo palazzo della Regione Veneto. Ringrazio assolutamente Pro Energy Motorsport, che mi ha voluto anche per quest'anno madrina, quindi la terza edizione, e sono sicura che è un progetto, è un evento che non solo valorizza il Veneto e le bellezze del Veneto, ma anche appunto ci fa conoscere non solo a livello nazionale ma anche internazionale, quindi ci tengo moltissimo, perché io sono estimatrice dell'internazionalità, quindi di portare tutto quello che è Veneto anche appunto fuori dal Veneto, perché abbiamo comunque tantissime eccellenze, e una di queste è Rally del Veneto, per cui sono sicura che quest'anno sarà ancora più emozionante e entusiasmante, per cui seguiteci. Tra le eccellenze, cara Valentina, abbiamo anche Rigo, che Esatto. salutiamo. E ora vorrei invitare qui al centro l'amico Emanuele Bosco, che è anche lui un combattente e un uomo simbolo ormai del rally, che fa da catalizzatore di tantissimi sportivi ed è veramente un grande organizzatore. Prego. Bene, Pro Energy Motorsport è la scuderia che organizza questa gara insieme con Rally Club Bardolino. Per noi è un onore portare il nome di questa regione in una gara. È una gara, la nostra, che comunque vede negli ultimi anni molta partecipazione, infatti ogni anno portiamo sempre almeno un centinaio di vetture storiche di qualsiasi annata e tipologia. La nostra gara vede la validità del trofeo Rally di zona anche quest'anno, quindi vuol dire che è una delle gare più importanti del Triveneto. È una gara che ha la validità anche del trofeo ACI Vicenza,
che appunto il Presidente prima ha nominato, insomma. E soprattutto la nostra gara, in coda della nostra gara ci sarà anche la regolarità. Noi avremo sia la regolarità media 50 e la regolarità media 60, il che vuol dire che potremo convogliare nella nostra gara sia i regolaristi puri della regolarità con la media 50 si intende i chilometri orari, e avremo anche la possibilità di rendere una regolarità molto più divertente con una regolarità 60 km orari, che con l'ultimo regolamento, che può favorire insomma un 20% di possibilità di errore, si può arrivare fino a 72 km orari, quindi può diventare una regolarità molto bella da fare. E la nostra gara avrà anche dei trofei che riguardano insomma le vetture storiche e monomarca. Avremo il trofeo che riguarda le Porsche, quindi tutte quelle Porsche 911 della casa di Stoccarda verranno appunto a sfidarci nella nostra gara. Poi avremo una sfida che riguarderà tutte le macchine con trazione posteriore, quindi si parla della BMW M3 che vediamo appunto nella locandina, e avremo anche il confronto con la Ford Sierra. Poi la nostra gara avrà anche la Coppa Alfetta GTV, che sarebbe una coppa che è stata inventata da un nostro tesserato, Michele Solfa. E poi avremo altre sfide che riguardano la Coppa Opel, che è la novità di quest'anno, che riguarderà solamente le Opel a trazione posteriore. E inoltre avremo anche la sfida delle Fiat 127. Questa sarà una sfida che riguarda soprattutto un campionato con una valenza italiana, quindi un trofeo che è titolato proprio AC Sport. E infine avremo anche la Coppa 205, quindi con i trofei che metteremo in campo con il Rally del Veneto andremo a raccogliere un po' tutte le tipologie di auto, e questa cosa è stata molto apprezzata perché è un'esclusiva a livello italiano che nessun'altra gara fa, insomma. Ecco, penso di avervi detto tutto quello che riguarda insomma l'ambito della gara, e manca solo da aggiungere che la gara avrà la sede operativa a Badia e Calavina presso la ditta Penta Systems. Ecco, mentre tutta la parte che riguarda la partenza e arrivo della gara sarà a Cellore di Lasi, dove al termine della gara ci sarà una festa con i prodotti tipici del Veneto, e dove ci sarà appunto un connubio tra festa e sapori, ecco. E mi sembra di aver detto tutto, e adesso diamo la parola Grazie, Vittorio Policante. Volevo intanto, finché arriva qui Vittorio è stato anche corridore ed è corridore ancora, corre ancora Vittorio, non hai rinunciato del tutto, ricomincia. Ecco, Vittorio è stato un grande corridore, ha fatto delle importanti vittorie, visto che si chiama Vittorio, e le ha fatte insieme a un navigatore particolare che si chiama Matteo Valdegamberi, che è mio cugino, esatto, il quale poi ha avuto problemi di salute e non può più guidare la macchina, però credo che spiritualmente sia qua con noi. Ed è una cosa particolare che mi ha meravigliato, non l'avevo detto io. Con che auto correvi? Allora abbiamo iniziato con un Opel Kadett GTE, trazioni posteriori in genere. Aveva i colori della bandiera del Veneto, questi colori qua che hanno adottato vero. Aveva i colori della bandiera del Veneto, e al posto della bandiera italiana c'è la bandiera del Veneto. Questa è una piccola chicca ancora di quanti? 5, 6, 10 anni fa? 20, correvano più di 20. orgogliosi con la bandiera del Veneto. Era Valdegamberi e Policante. Esatto. Allora io mi limito a descrivere un po' le strade, no? La gara, la competizione, come ripeto, ha una titolazione molto importante. Abbiamo scelto delle prove, sono quello che si è occupato di più di questo aspetto, perché avendo fatto tante gare avevo anche voglia di far provare a chi veniva a fare la gara le stesse emozioni che vorrebbe un qualsiasi pilota che partecipa a una gara, un equipaggio che è pilota e navigatore. Allora abbiamo 3 prove speciali, una completamente diverse l'una dall'altra, una dei 7 km che è l'iniziale, dove è un tracciato guidato in salita abbastanza veloce. Poi passiamo, ed è la prima prova. La seconda è una prova speciale invece già di 10 km, che è più lunga, e la prima si chiama Zimbar, la seconda è la Ronca praticamente, che è la seconda prova speciale, e la terza, che è più lunga ancora, che parte da Badia Calavena, si chiama Col della Spina, reinterpretando su consiglio di Stefano un nome antico che si usava per quel colle lì. E l'anno scorso abbiamo avuto un sacco di complimenti, io posso
insomma, riportare i complimenti che abbiamo avuto a fine gara proprio sul tracciato. Quindi questo è stato il nostro impegno. Chiaramente diciamo anche orgogliosi che il territorio ne ha avuto un gran beneficio, perché insomma tra strutture alberghiere di qualsiasi tipo le abbiamo riempite tutte, hanno lavorato tutti, che era questo il nostro scopo, una gara del territorio per il territorio. Quindi siamo contenti che sia andata così, insomma, e cerchiamo quest'anno di rimetterci la faccia, di cercare di farla sempre meglio, insomma, collaborazione con tante importanti aziende che hanno voluto dare il proprio contributo e hanno creduto nel nostro progetto. Quindi questo è anche per noi motivo di soddisfazione, e qualcun'altra si sta avvicinando proprio perché abbiamo lavorato bene con tanto impegno e con lo sforzo di tante persone che ci hanno dato una mano, come tipico del Veneto. Si sono fatti sulle maniche e si lavora. Grazie. E questo è un rally che come era nato? Era nato, mi ricordo, era Casa un mia. sabato, no, ma ancora prima l'idea è partita da Bosco, mi ha detto dobbiamo fare le rally del Veneto, bisogna prendere il marchio, eccetera. Sì. Poi siamo tornati a casa tua. Sì. È nato così proprio da livello locale, dalla volontà locale, e poi oggi abbiamo però che si è ampliato e abbiamo sposato dalla Lessinia al lago. E invito qua appunto il rappresentante del Rally Club Prego, Nicola. di Bardolino per portare un suo saluto, perché lui rappresenta ufficialmente l'organizzazione, deve avere dei requisiti tecnici e amministrativi, e loro sono in grado di organizzare, hanno questi requisiti. Sì, buongiorno a tutti, Nicola Boni, presidente del Rally Club Bardolino. Sì, in effetti noi siamo i diretti responsabili di tutta la manifestazione dell'organizzazione, in quanto titolari di licenza abbiamo tutte le credenziali per poter gestire tutta la situazione nell'ambito organizzativo. Cosa fa Rally Club Bardolino in sostanza? In sostanza dialoga e permette tutti gli incartamenti tra la federazione e l'organizzatore, e poi si occupa di tutta la parte amministrativa con i comuni, con la prefettura, con il Ministero dei Trasporti. E questo è quello che viene gestito da noi. E la parte organizzativa ovviamente alla base, appena spiegato Vittorio, è compito loro, ma abbiamo trovato una bella sinergia a unire il lago, l'estremo est con l'estremo ovest del Veronese, perché comunque anche il Veneto ha avuto un passato proprio sulle strade di Bardolino. Bardolino, omonimo paese famoso anche per il vino Bardolino, Anche. abbastanza Lui è insomma, anche presidente, importante. mi dicono qua che sia presente anche qualche altra associazione. No, o no? sono all'interno del comitato organizzatore della festa dell'uva di Bardolino, dove abbiamo anche noi il nostro chiosco, dove siamo 27 associazioni sportive e non solo sportive che organizzano la festa dell'uva a Bardolino. Dunque abbiamo una bella sinergia con il comune e con tutte le amministrazioni anche in passato che ci sono state, e anche quella attuale che è nuova. Dunque Rally Club Bardolino ha sposato da subito la proposta di Emanuele e Vittorio quando ci hanno chiesto di collaborare con loro. È stato veramente un po' emozionante. Sono onorato di essere qua, e per me è la prima volta. Metteremo in campo tutta la nostra esperienza, tutta la nostra passione, perché questo rally porti in alto il nome in cui porta. Allora, grazie e grazie a tutti, e credo che ricordiamo la data, 13-14 settembre 2024, nella Val di Lasi, in provincia di Verona, Rally del Veneto, terza edizione. Ecco, vi vogliamo tutti presenti a godere questo spettacolo e anche degustare i prodotti anche del nostro territorio con l'occasione. Ecco, direi che possiamo fare anche una foto insieme, invito i consiglieri regionali a venire qua, vicino a noi, e facciamo...